Addio a una figura chiave della storia criminale sarda. Giovanni Ricci, 66 anni, è morto questa notte all'ospedale di Olbia dopo una malattia. Una perità enorme per tutta la Sardegna. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Prima di entrare nel cuore di questa storia così delicata e importante per la nostra isola, ti chiedo di lasciare un like e di iscriverti, così possiamo continuare insieme a ricordare e capire figure come quella di Giovanni Ricci. Ricci era nato ad Agius e aveva servito nell'arma in alcuni dei territori più delicati della Sardegna: Olbia, Nuoro e Cagliari. Un carabiniere che ha attraversato l'epoca dei sequestri, delle faide e delle grandi inchieste che hanno segnato il centro Sardegna. Ma cosa rendeva Giovanni Ricci così diverso dagli altri investigatori dell'isola? Oltre alla divisa, ha dedicato anni a frugare negli archivi storici, nei fascicoli giudiziari, nei documenti dimenticati. Da quel lavoro sono nati 6 libri fondamentali sul banditismo e sulla storia criminale sarda. Negli ultimi anni aveva aperto un'agenzia investigativa a Olbia, continuando a studiare e analizzare l'evoluzione della criminalità sarda. Qual è stato il suo ultimo grande contributo? Il suo ultimo lavoro è stato un ritorno alle origini, ad Agius, dove aveva continuato a scrivere e raccontare la Sardegna più complessa e nascosta. Ieri, proprio lì, è arrivato il suo ultimo respiro. Se questo racconto su Giovanni Ricci ti ha colpito o ti è piaciuto, metti un like e iscriviti. Qual è secondo te l'eredità più forte che lascia la Sardegna? Un grande grazie per aver condiviso con me questo momento delicato a una figura così importante per la nostra terra. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video.